Alla presenza di un padrino d'eccezione, il famoso critico d'arte Philippe Daverio, è stata inaugurata giovedì 11 settembre l'esposizione permanente della collezione Balzan presso il Teatro Sociale di Badia Polesine. La raccolta di dipinti fra 800 e 900 è tornata a casa, si può dire, nella città natale del collezionista Eugenio Balzan, storico direttore amministrativo del Corriere della Sera. Questa è una collezione che in un certo senso è un unicum, perché rappresenta un gusto del collezionare che la storia recente ha completamente trasformato e corrisponde a come l'Italia guardava l'Italia nella prima metà del XX secolo sostanzialmente, dove ci sono alcuni quadri di incredibile qualità, anche se oggi pochi ne sanno qualcosa di quei quadri, e soprattutto corrispondono anche a una sorta di leggera vena erotica che c'era nel gusto di allora e che probabilmente ha una provenienza veneta. La collezione è stata esposta per la prima volta a Zurigo nel 1944, poi nel 2007 le opere furono portate presso il Centro Culturale Svizzero di Milano, dove rimasero un anno, prima di trovare casa al Museo di Villa Cedri di Bellinzona. La collezione è stata data al comune di Badia Polesine in comodato d'uso a tempo indeterminato dalla proprietaria, la Fondazione Internazionale Balzan, ed è stata collocata nel ridotto del teatro, intitolato proprio all'illustre cittadino badiese e soprannominato La Piccola Fenice per la ricchezza e la bellezza delle decorazioni presenti. L'esposizione sarà aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19. La presenza di Daverio è stata l'occasione per riflettere sulla situazione italiana rispetto ai beni artistici e culturali. Come si fa a comunicare un'Italia fatta di momenti piccolissimi ma spesso di altissima qualità che sono unici al mondo, perché è l'unica parte del globo terrestre dove le cose sono distribuite a 20 km l'una dall'altra, è questa strana penisola a forma di stivale che chiamiamo Italia. Sarebbe fantastico che un giorno ci fosse un ministero. Il giorno che ci sarà un ministero che funziona, queste cose riusciremo anche a comunicare. Per esempio sarebbe bello che quando faranno la prossima Expo nel 3015 si preparassero a comunicare l'Italia. Questa volta l'hanno dimenticato, ma la prossima volta sono convinto che se lo ricorderanno. Durante l'inaugurazione i monumenti della cittadina polesana sono stati invasi di rane multicolor installate dal gruppo Kraken Art, con l'obiettivo di diffondere il valore dell'arte e raccogliere fondi per la valorizzazione e la manutenzione della collezione.